che parte in questo momento con il possesso per la formazione ospite. Subito il canestro, tiro a 3 punti, lo sbaglia, rimbalzo lungo controllato da Beraldo che dà sotto canestro un assist per Pini con la palla in angolo per il palleggio, arresto e tiro di Amabilia, crolla, rimbalzo ancora del Lupe che vanno via in contropiede. Pini, l'assist per Amabilia che va a appoggiare, che va già dall'altra parte con ribaltamento per Amabilia che prende il catch and shoot in transizione per Mantova, dentro la palla per Pini, semigancio destro, 11-2 il punteggio. Sezione di Llorente che parte con la penetrazione centrale, lo scarico per il tiro di Ruffo, rimbalzo controllato dalle Lupe che è già dall'altra parte con il tiro da 3 punti in transizione di Rosignoli. Di Mantova, la pressione a tutto campo, battuta facilmente questa volta da Mantova. Sammartino già dall'altra parte con la palla che arriva nelle mani di Rosignoli. Sammartino di Luperi, lo scarico in angolo di Beraldo per il tiro da 3 punti, ancora Bersaglio a giocare l'1 contro 1, a cercare l'appoggio di mano sinistra e andare fino in fondo. Palla persa per le Lupe e possesso per Mantova col palleggio, arresto e tiro di Pastore che realizza altri 2 punti, di nuovo meno 4. Scarica per Beraldo che sbaglia il tiro, però a controllare il rimbalzo è Pini che ridà fuori a Nezzai che prende la tripla con la palla che si muove perimetralmente, la finta di Beraldo che parte, penetra in 1 contro 1 a ritornare in partita e a riportarsi in vantaggio sul punteggio. Intanto adesso l'attacco delle Lupe, Amabilia che dà subito la palla a Fontana per Varaldi e Fontana che penetra, scarica sul lato opposto, palla per Nezzai che prende il tiro da 2 punti, sbagliato però rimbalzo lungo e controllato ancora dalle Lupe con la palla nelle mani di Nezzai che pesca il taglio sotto canestro da parte di Beraldo, battuta facilmente da Sammartino con la palla che torna fuori per il tiro da 3 punti di Nezzai. Finiscono così allora i primi 2 quarti di gioco qui a San Martino di Lupari. Pastore che gioca l'1 contro 1, il penetra e scarica per Antonelli che prende il tiro da 3 punti e realizza appunto la prima tripla della partita da parte di Mantova. La penetrazione e lo scarico per Amabilia che si gira sul perno, realizza un tiro che gioca in 1 contro 1, il penetra e scarica di nuovo per Antonelli che va fino in fondo a appoggiare di tabellone nel terzo quarto di gioco, dentro la palla per Pini che va in 1 contro 1 appoggiare di tabellone che da subito a Llorente, fuori la palla per il tiro da 3 punti di Pizzolato a Pizzolato a giocare l'1 contro 1, ad andare fino in fondo ad appoggiare di tabellone. Gatti che gioca l'1 contro 1 e appoggia di tabellone il meno 5 a Rosignoli che prende il palleggio, arresto e tiro da 3 punti che trova Mini, dentro la palla per Arado che si gira bene, ancora la palla per Pastore, 3 secondi da giocare, 2, torna la palla per Marchi che allo scadere del quarto prende e realizza il tiro. Finisce così il terzo quarto di gioco qui a San Martino di Lupari. Fanola 50, Mantova 44. Pastore a giocare l'1 contro 1, il penetra e scarica per il tiro, tentativo di tiro da 3 punti di Pizzolato che viene stoppato 2 volte. Peserico che poi da dentro la palla per altri 2 punti di Arado, di Pizzolato, l'1 contro 1 di Pizzolato, dentro la palla per l'appoggio, le ritorna in mano, fuori per Mini che prende il tiro da 2 punti e di tabella realizza nell'angolo opposto per la penetrazione e il canestro di Fontana, altra giovanissima classe 2004. La palla per Llorente, penetra, il scarico per il taglio fatto molto bene di Ruffo che aspetta le compagne, ci sono solo 6 secondi da giocare in questa azione, si butta dentro Guarise che con un tiro incredibile riesce a realizzare, però da subito il contropiede di Mantova che realizza altri 2 punti, riporta a meno 7 Mantova. Col possesso alla rimessa Antonelli che dà a Marchi che prende il tiro da 3 punti e realizza per Antonelli che dà a Marchi che gioca l'1 contro 1, segna, subisce il fallo, realizza il tiro libero e si porta in parità la partita sul 60 pari. Secondo tiro libero per lei, a bersaglio anche il secondo, primo vantaggio dopo il 2-0 iniziale per Mantova che dà ancora speranza, sbaglia anche il secondo, 10 secondi da giocare, palla nelle mani di Amabilia che dà dentro la palla per Varaldi che realizza la parità. Uscita dai blocchi, la ricezione di Pastore che prende il tiro da 3 punti allo scadere del quarto
È corto il tiro da 3 punti, si va al supplementare a San Martino di Lupari. Per Peserico, fuori la palla di nuovo nelle mani di Guarise, poi il tiro da 3 punti di Rosignoli che ridà il vantaggio a Bersagli, anche il secondo. 65 pari, nuova parità sul terreno di gioco e possesso per il San Martino di Lupari, con il recupero da parte di Marchi che subito va a realizzare la pressione difensiva di Peserico. Antonelli che dà la palla dentro a Llorente che molto bene si gira e appoggia le Lupe, e il tiro da centrocampo che non serve comunque a niente. Vince allora dopo un tempo supplementare questa 8ª giornata di Serie A2 femminile il Basket 2000 San Giorgio Mantova Agricoltura